Eccoci qua, ciao a tutti e questo è il secondo episodio della campagna con Venezia su Medieval di Total War. Allora, dopo un inizio diciamo travagliato, fra le perdite ingenti che ho avuto qui nella conquista di Milano e i debiti economici, la situazione per ora sembra risolta. Il nostro generale che stava conquistando Durazzo, come avete visto nell'episodio prima, ci ha traditi e Ragusa era in rivolta, quindi ho dovuto abbassare le tasse. Siamo pronti a passare il turno. Speriamo che nessuno ci dichiari ancora guerra. Spostiamo la nostra spia di qua, perché gli ungheresi conquisteranno questa città. Sicuramente. Adesso devo riuscire a prendere Firenze, prima di tutto, appena la situazione a Genova si sarà calmata, e poi cercare di rinforzarmi qui. Sperando sempre che i bizantini non ci assedino come dei dannati a Heraklion, a Creta. Passiamo il turno e vediamo cosa succede. Ok, abbiamo avuto delle buone entrate questo turno. Vediamo di costruire questo edificio qui, Town Guard, in modo da poter rireclutare queste truppe qui. E vediamo di espandere un altro po' il nostro esercito e di costruire il mercato a Venezia. Voglio potenziare soprattutto le città più ricche, diciamo. Vediamo se qui a Ragusa la situazione si sta sistemando. Appena questa qui sarà completata avrò un bonus all'ordine pubblico e quindi potremo rialzare le tasse di nuovo. Vediamo di muovere un po' le nostre navi per vedere dov'è la flotta bizantina. Vediamo se riusciamo a fare un'alleanza. Siamo già alleati? No, non siamo alleati. Non posso fare un'alleanza con loro. Ah, perché siamo scomunicati. Very demanding. Vediamo se riescono a toglierci la scomunica. Alliance, military access. No, non sembrano interessati. Allora potrei annientarli quasi quasi. Il problema del papato è che non si può annientare. Cioè io li attaccherei e li distruggerei, ma il problema del papato è che comunque rimane sempre l'esercito. Cioè il papa rimane sempre con la sua guardia del corpo, diciamo. Vediamo se da qui riusciamo ad andare ad assediare Firenze. E quindi dobbiamo abbassare le tasse a Genova con una conseguente diminuzione delle entrate. Manteniamo le tasse normali. Quando saranno per ribellarsi, allora le abbassiamo. Siamo un altro turno. Zagabria è ancora vuota, ma per ora non mi interessa molto perché è un paesino piccolo. Ecco qui, a questo punto a Genova io abbasserei le tasse e dovrebbe andare tutto a posto. Reclutiamo magari qualche truppa giusto per, e con voi procediamo alla conquista di Firenze. Non ho intenzione di assediarla perché non voglio perdere troppi uomini. Voi state qui dentro così non mi costate niente. Ecco qua i siciliani. I siciliani adesso mi attaccheranno sicuramente. Quanti uomini hanno? Ne hanno parecchi, non so, forse non ha neanche senso fare soldati qui dentro perché sicuramente mi annienteranno anche se li facessi. Ecco qui la flotta bizantina. Però non portano uomini. Sicuramente ci attaccheranno in tutti e due i posti, mi concentrerei di più in Italia per ora. Perché ha città più ricche e perché è più facile difendermi. Qui ho il mio esercito, diciamo, e ho le città più sviluppate, quindi posso reclutare soldati migliori. Tipo qui, cioè nel senso loro adesso mi attaccheranno, ma io cosa ci posso fare? Posso fare queste merde, ma ne faccio due, spendo... bisogna proprio concentrarsi sui costi, cioè facendo... Dov'è? Dai, army. Aprimi. Facendo due di questi, io faccio 370, mi fa 600, spendo 740 per difendere una postazione indifendibile perché loro comunque mi annienteranno sicuramente. Avranno della cavalleria. Non so, dovrei provare a capire che unità hanno. Se sapessi che unità hanno potrei sapere se vale la pena, perché se hanno milizia allora le faccio. Perché potrei a quel punto avere speranza di difendermi.
Se no, non ha neanche senso, perché se no cavalleria so già che ho perso. Vabbè, senti. Lasciamo stare, no, non voglio sprecare soldi in queste cose, piuttosto... Oh, bene. Piuttosto mi concentro sull'Italia e cerco di conquistarle tutte perché ha città molto ricche. Adesso io qui ho un generale, ho dei generali che non mi servono a nulla qua. A meno che non riesca ad assemblare un esercito qui, ma ci vorrà tempo prima di costruire un esercito buono là per poter sbarcare in Grecia e attaccare i bizantini, o direttamente Costantinopoli. Vediamo un po' cosa vogliono i francesi. Trade rights. Facciamo anche un'alleanza, map information e map information. Rejected. Annoyed. Trade rights. Va bene, allora facciamo solo questo. Ecco, mi hanno attaccato. Cosa avevo detto? Ah, ma i ribelli si sono anche uniti. Allora guerra, Sicilia e Venezia. Perché sono una fazione scomunicata, quindi loro non hanno nessuna penalità ad attaccarmi. Anche il Sacro Romano Impero presto mi attaccherà, sono sicuro. Vediamo un po' che unità hanno. Esatto, ho fatto bene a non farli, mi avrebbero annientato. Hanno buone unità. Hanno buone unità, sì. Vediamo di andare ad annientare un po' le loro flotte. Qui continuiamo a costruire, Firenze ci metterà altri 3 turni a cadere. Io ho già fatto accordi con i franchi, quindi andiamo dagli ungheresi. Allora, vediamo un po' come muoverci. Accumuliamo altri soldati a Venezia se si può. Questo sarebbe un progetto interessante, perché poi sbloccherei i balestrieri che sono fortissimi. Quindi dai, mettiamo questo in coda e vediamo se qui c'è qualcos'altro da costruire. Heraklion si può espandere, quindi direi di farlo in modo da sbloccare le prossime unità. Ho tutte città, non ho neanche un forte, quindi dal punto di vista militare non sono proprio... vabbè, non sono preso proprio benissimo. Dai, occupatela, su, dai sta animazione. Venezia è abbastanza difficile, cioè è fortissima come fazione, però è abbastanza difficile da usare perché sei in una posizione non ottima. Ecco, questi qui mi stanno attaccando le strade, quindi ovviamente perdo 183 ogni turno a colpa di questi ribelli su questa strada. Oh no. Adesso vedremo di annientarli in qualche maniera. Vediamo un po' com'è la nostra economia in perdita, ma perché? Farming, mining, army upkeep 3300 per le costruzioni, perché sto costruendo questo stronzo qui. Vediamo se qui c'è qualcosina di economico da fare, facciamo delle strade, va, che quello non vanno mai male. Ok, i siciliani sono parecchi però. Ok, qui c'è la flotta siciliana, si può attaccare. È affondata. Andiamo a bloccargli il porto. Bene. Un altro turno prima che Firenze si arrenda. Ha dei balestrieri. Mandiamo queste truppe qui. Gli unisco questo perché non voglio lasciare il capitano vuoto, perché sennò poi so che mi tradiscono. Allena di nuovo, retrain, e direi di fare il mercato. No, non voglio costruire niente a Genova. Andiamo a vedere Heraklion. Bene, Heraklion è espansa, vediamo se si può fare qualcosina. Questo qui costa 1140.
forse è un po' impegnativo, ma io lo farei. Bisogna aspettare il prossimo turno perché non ho soldi. Ok, costruzione. Bene, andiamo a vedere come saranno le mie finanze. 2500. My lord. Naturally. My lord. 30 fiorini per turno, bene. Reclutiamo un mercante, anche se forse è uno spreco di soldi, ma proviamo. Ci metterà un po' per ripagare il prezzo, ma 484. 2-1. Fermo, voglio vedere quanti balestrieri hanno. Hanno solo un'unità di balestrieri. Attacchiamo. Non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile. Quando fanno una sortita così fuori dalle mura, bisogna attaccarli subito prima che escono, perché sono tutti là incalcati. Ecco qua. Frecce infuocate per abbassare il morale. Voi caricate. Vanno caricati subito. Ok, togliamo il generale da qui, perché non lo voglio incastrato qua a rischiare di morire. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and Suona il forging a corno. worthy victory. Come vedete ora lo sono incastrati. Ho paura di perdere più uomini di quelli che uccido sparando con... Lord No! protect us. Our Sapevo che dovevo general lies spostarlo. slain upon the Lo sapevo. battlefield. Lo sapevo. Lo sapevo. Mi è morto... Mi è morto il generale, Dio Cristo. Mi è morto l'erede. Beh, a questo punto mandiamoli all'attacco pesantemente. Cazzarola, mi è morto il generale, porca troia. Spostatevi, voi continuate pure a sparare. Voi ridifendetevi, voi correte un po'. Voi cercate di attaccarli dal lato. Ecco, non ci credo, ho perso contro dei ribelli, Dio boh. Mi è morto il generale, sono stato una testa di cazzo. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle Non ci and credo che stavo forging per a perdere worthy contro... victory. Cioè, stavo per perdere. È ancora tutta da vedere se riusciamo a vincere. Ok. Alcuni sono in rotta. Only half the enemy Bene, force bene, bene, si sono remains. ripresi anche questi. Presto scapperanno tutti. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua che cominciano a correre. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his Dovremmo men. riuscire ad essere capaci a catturarne parecchi. Ok, ne abbiamo uccisi parecchi. Our men are under attack. We need to act. La porta God dovrebbe save essere... us. The enemy have the walls. Look to the enemy. Perfetto, flees. battaglia vinta. All of Ma a che Christendom prezzo, will be ragazzi? Ho perso il generale. Porca troia. Lord, we are victorious. Ho perso un The generale, enemy merda. becomes your subject, Lord. Onward. Yes? Orders. Merda, ho perso un generale. Non so neanche chi cavolo fosse. Consigliere cristiano. New Faction Heir. Ho perso l'erede al trono. Vabbè che quell'erede lì non era un granché, mentre questo
A proposito, andiamo a vedere il mio albero genealogico. Lui è morto, lasciando 2 figli. Alessandro Selvo, disertore. Quindi il mio re del trono adesso è qui. Lord. Facciamo un mercante anche qui e cerchiamo di spostarlo. Il mio mercante da qui. Ready to trade. Dovremmo cercare di metterlo o qui. 18 fiorini per turno, bene. Opening trade Adesso qui lane. abbiamo un buon ammasso di uomini e Firenze è stata conquistata. Costruiamo subito il mercato, le strade. A Venezia si sta costruendo sto mestiero qui. A Genova costruirei queste, ma costruiamo il porto commerciale, va. A Milano sto già costruendo qualcosa e qui con i 900 che mi rimangono togliamo qualcosa. No, non possiamo togliere niente. Excommunication, non possiamo togliere niente. Vabbè, teniamo la coda così, poi quello che si farà si costruirà insomma col tempo. Allora, vediamo. Quello che mi preme è di annientare questi eserciti ribelli. Blockading Perfetto. trade to this port. Yes, Lord. Ho avuto strasfiga qui comunque. Il generale che doveva attaccare Durazzo è scappato. E i siciliani a quel punto mi hanno attaccato dall'altra parte. Vediamo di individuare un po' dove sono i nemici. Anche questa città è siciliana. Someone to see? The time for words is over, mein Freund. On my way. Naturally, my lord. Qui c'è l'esercito siciliano che mi potrebbe attaccare dall'altro lato. Talk is cheap. Come face me. Allora, io ho un mercante qui. Yes, my lord. 10 fiorini per turno. Non è molto, però col tempo, soprattutto quando i mercanti aumentano di livello, è buona come entrata. Bene. Bene, bene, bene. Qui siamo a posto. Qui siamo a posto. Direi di provare io proverei ad attaccare questi. We would see you dead, heathen. Orders? Con tutto l'esercito. Command me. Yes, my 970. lord. This is where we shall meet the enemy. 5 clear victory. Perfetto. The day is ours. The enemy are beaten. Più 1 lealtà. E adesso infatti Devastation dovrebbe scomparire al prossimo turno, o forse è dovuta a questo tipo qui. No, qui non c'è Devastation. Quindi devo annientare anche questo esercito per sbloccare Milano. Non so perché non mi dia, cioè mi dia lui è a Genova. Questo esercito è a Genova, però la devastazione mi viene data a Milano. Non so perché. Vabbè. Vediamo se si possono reclutare altri soldati. Non ancora. Sire. Spiega Without qui. it, my lord. Vediamo magari di reclutare un altro mercante. E passiamo il turno. Allora, Ready to trade. Yes, my lord. Give me a name. You have fine wares from abroad to trade? My lord. 30 fiorini per turno. Yes, my lord. Tu devi My mettere lord. As you wish. to another faction. Yes, Perché no? my lord. Yes, there's Ok. money in this, my lord. Ora sta commerciando. Allora, quello che mi preoccupa sono i veneziani, sono i siciliani ora.
Mm. Yes, my lord. Andiamo. Plotting course now, my lord. Prepare to board and engage. A glorious No, ok, triumph. io vorrei bloccare il porto di Napoli. Però forse mi conviene far rientrare le mie navi per ripararle. Yes, my lord. Dropping anchor Perché non until ho, morning. non ho moltissimi uomini qua. Vediamo adesso qui Yes. Command me. di sistemare l'esercito. Ungheria e Polonia adesso sono in guerra. Ok. Ho un altro. Perfetto. Your will. Ecco qua i balestrieri. Ammassiamo truppe il più possibile perché presto ci attaccheranno tutti. Where to, sire? Ecco qui. As you wish. Ok, hanno spostato l'esercito. An honor. Ah, eccolo qui. I siciliani si stanno espandendo nei Balcani. Yes, my lord. Here Strano. I shall stop. Di solito attaccano me oppure l'Africa, invece stavolta si stanno espandendo di qua, vabbè, meglio così. Così io ho il tempo di organizzarmi e di annientarli. Vediamo di fare anche delle navi. Andiamo a Firenze, cosa c'è da costruire? Sì dai, questo qui per le armature mi pare buono. Passiamo il turno. Vediamo cosa vogliono i Mori. My Sultan Trade sends me rights. with A me va word anche for troppo your bene. Highness' decision for a very well. Masalam. Più soldi per noi. Malzalama. Yes. Mandiamo questo esercito qui. Lord. Merging armies. Voi non servite più. Costruiamo un mercato. Costruiamo il porto commerciale. Your orders? Plotting course now, my lord. Facciamo rientrare This is as far as we go, costoro al yes. porto per riparare le navi. Not Eccoli qua, sono qui i siciliani. Non mi piace seguire i loro Someone to movimenti. see? Ecco qui gli Yes, ungheresi, sir. vediamo di allearci con loro. Requesting an audience. I shall rest here, my lord. L'Ungheria è una fazione strana in questo gioco. Ok, hanno quasi finito di costruire anche questa. Il Pampa fra poco dovrebbe o morire o chiamare una crociata. Agent limit reached. Non posso avere più mercanti di quelli che ho, perché le mie relazioni con la Francia sono peggiorate. A volte la logica di questo gioco è strana. My lord. 76% di possibilità di acquisirlo. My lord. Proviamo dai. Closing their trade. Non ci credo. Non ci credo. Ma cioè, com'è possibile che succeda questa cosa qui? 76%, avevo solo il 24% di possibilità di perdere il mercante e me l'ha fregata. Ecco. E adesso mi ha preso anche quello, 2 mercanti in un colpo. Per quello ho speso un sacco di soldi in mercanti e non è servito a niente. Yes, my lord. My lord. Niente da fare. Yes. Forse è meglio rinunciare a fare questa guerra mercantile. Yes. Command me. As you will, my lord. 1900 We march uomini. to battle. Sono parecchi questi. Orders. Yes, lord. This is where we Uno a shall uno. meet the enemy. Questi qui sono davvero parecchi. Forse ci vorranno forze più ingenti per batterli. Yes. Allora, Your orders? Yes, my lord. Combining the fleets. io voglio aumentare la mia flotta in modo da poter spadroneggiare e bloccare i porti di tutti quanti. Oh là, no, non voglio il mercante qui. Il problema di fare una guerra con i mercanti è che costano tanto, ci mettono tantissimi turni per
recuperare quello che ti sono costati, e però basta una roba del genere perché te li freghino. My lord, E in in un turno solo lui mi ha inculato 2 mercanti. Oui, your money is good with us. as you wish. Trade is... Ecco qua, adesso me lo prenderà di nuovo. E questo è il terzo di fila. No, non c'è riuscito. Pensavo me l'avrebbe preso sinceramente. Meglio così. Where to, son? Allora qua, mercanti bizantini My dappertutto. lord. Eccoli qui. You bring a proposition Trade for my rights, king? alliance, demanding, map information. Vediamo se No. accettano. We will not accept Sì, such a thing. 800 fiorini per 3 turni. Per le informazioni Your plans, that is geografiche, all. tenetevele tutte, Farewell, guarda. then. Andiamo dei But, my bizantini. lord, I cannot go there. A quanto pare nessuno va a rubare i loro mercanti. Ready to trade. 52. Looking to take Perfetto. someone's trade, Preso. my lord? As you 42 wish. fiorini per I shall turno. take the foreigner's business. Opening trade. Shubadak, I have many fine wares. Voi rientrate. E anche voi rientrate. Non siamo ancora in grado di battere. Non siamo ancora in grado di battere quei ribelli lì. End the hostilities, Mercanti and siciliani. we can talk again. Dopo vi mostrerò un trucchetto interessante per uccidere gli agenti avversari. Anzi, ve lo mostro subito. Command me. Move out. Onward. 1. We continue Basta tomorrow, disporre le my truppe lord. Yes, in modo che lui non si possa più muovere. my lord. Tu vai qui. A good day's man. Tu vai qui. Onward. E adesso in teoria se io muovo le mie truppe qui, lui non ha posto in cui andare, quindi muore. Move out. No. C'è riuscito. Command me. Proviamo a mandare questo qui. March. No. È scappato di nuovo. Vabbè, amen, dai. Non riesco a farlo. In teoria è un trucchetto che si potrebbe fare. Yes. Orders. Adesso, siccome non voglio rischiare di perdere Majesty. queste truppe perché sono in giro, potrebbe saltargli il matto di ribellarsi, di ammutinarsi, di scappare, insomma, come volete dirlo. Ok. Passiamo il turno. I mori. Se mi attaccano mi incazzo come una iena. Orders? Command me. Orders. Binding forces, my lord. Move out! Non mi piacciono questi mori che si muovono così. Facciamo un mercante qui. Anzi no, basta fare mercanti perché ci perdo e basta. Spendo un sacco di soldi per niente. Ecco qua i bizantini. Cosa vi avevo detto, che mi avrebbero attaccato o no? Non mi preoccupano troppo, tuttavia. Facciamo un po' di truppe comunque, giusto per difenderci. I simply cannot do this. Someone to see? Voi andate dai bizantini a vedere se riusciamo a fare un accordo commerciale prima che ci dichiarino guerra, così almeno per un turno prendiamo un po' di denaro. Yes, my lord. On my way. Ready to trade. Bene, perfetto. Trade established, good master. Se questi mi attaccano mi incazzo come una iena. Guarda che schifo di unità. Unità merdosa al massimo. Ok. Yes. Questa flotta è ben fornita. For Mandiamoli ad sale. attaccare Napoli. Qui reclutiamo altre truppe e costruiamo delle strade. Siamo al turno. We have word for you, Alliance. Lord. Va bene, nessun problema. Wundervoll. Speriamo che non mi Danke for che non mi agreeing tradiscano. with Di solito quando all ti my chiedono l'alleanza è pleasure. perché vogliono tradirti. Guten Tag. Qui la guerra si fa commerciale, non militare. Dai, speriamo che non me lo prenda. Oh, gliel'ho preso io. Bene, vediamo la Sicilia cosa vuole. Vabbè, se credono di avere la pace ora, forse glielo I come accetto. as a peaceful Ceasefire. emissary. Ah,
cosa dire, sì o no? No, li conquisto. Of course. Ho Until deciso. next time, my lord. Ok, sia Mori che i bizantini mi hanno dichiarato guerra. Yes, my lord. Give me a name, and I'll give you his coin. Lo so che ho fallito la missione. Io mi ero anche dimenticato ci fosse questa missione. Allora i Mori mi hanno dichiarato guerra. Annientiamoli. Yes? Command me. Anzi, prima voglio annientare Yes, questi my lord. ribelli. This is where we shall meet the enemy. God be praised. He has delivered us to victory. Merda. Yes. Non ci Closing arrivo, for vabbè. battle. Non importa, volevo annientare questi ribelli per far As aumentare you un po' will, my magari il lord. livello del mio We generale, march però to non battle. importa. Questi Mori qui mi attaccheranno sicuramente. Io non ho neanche i soldi per reclutare le truppe che mi servono per difendermi. Yes. Command me. Move Voi out. Your will. unitevi a questo esercito e vediamo di difenderci. Yes, my lord. Voi Yes. dovete spostarvi di qua, andate a Plotting course now, bloccare my lord. Palermo. Voi che I am cacchio a volete? Ma soldier. cosa fate qua? Speak to our representatives. Vabbè. Non ho parole. L'intelligenza della CPU in questo gioco fa ridere davvero. Cioè, perché questo esercito qui è fermo? Che non sta facendo niente. Sono sbarcati e non hanno fatto niente. Completamente a caso mi arrivano... Ah, i polacchi. Mi arrivano informazioni che le relazioni sono peggiorate senza nessun motivo. 300 fiorini per 6 turni, col cazzo. Map information, regaliamogliele, tanto non me ne frega niente. È un buon modo Very good, my lord. quello di offrire I informazioni shall speak to geografiche them in now, cambio my di lord. trade rights. Fa sì che... Ready to trade. Così quanto mi dà? Fa sì che, cioè, hai una specie di moneta di scambio gratis perché non te ne fai niente, insomma, di dargli le informazioni geografiche. 6 fiorini per turno. Vediamo un po' quello che mi fa guadagnare di più. 5. Questo qui è quello che mi fa guadagnare di più per ora. Vabbè, non importa. Passiamo il turno e vediamo un po' cosa succede. Ecco qui. Chi mi attacca? Ah, e il Sacro Romano Impero attacca i ribelli. Annientati ovviamente. Ok. Vogliono che conquisti Ajaccio, ma io non credo che lo farò. The following faction have declared a truce. Io non ho firmato nessuna. Ah, perché si sono alleati col Sacro Romano Impero, quindi adesso siamo in tregua. Ma Orders? che minchiata. Lord. Orders. Your Majesty. Your will. Yes, Lord. Ok, Orders? passiamo ai balestrieri. Orders. Command me. Splitting our forces. Altre due. Your Majesty. Yes? Onward. Ah, ma non posso muoverle in questo senso. Vabbè, andiamo ad annientare i As you Mori. will, my lord. E non We importa. march. Questi qui invece li facciamo rientrare a Milano. 2 days march. End. Qui non si stanno ancora muovendo. Yallah. My Sultan wishes you dead. Ah, mi hanno acquisito un mercante. No, My lord. meglio lasciare stare. 5% di lord, possibilità di who is successo to non è have una some? grande idea. Yes, my lord. Andiamo a bloccare i porti dei Yes, Mori my allora. Your orders? Anche qui ho un esercito un po' fermo che non sta facendo niente. Vediamo se riusciamo comunque ad aumentare, a migliorare la città di Iraklion. Questa è Sofia, la capitale degli ungheresi. Esploriamo ancora con la nostra spia. My lord. Tu vai avanti, vai dai bizantini. On my Ok, way. quindi qual è ora il mio piano? Adesso il mio piano è quello, uno, di cacciare questi Mori e poi forse di conquistare Ajaccio. È un po' tutto sfumato dato che ho fatto una tregua con i siciliani visto che si sono alleati col Sacro Romano Impero, quindi non saprei chi attaccare adesso. Però intanto attacchiamo i Mori e poi eventualmente da qui sbarchiamo, oppure aspettiamo che chiamino una crociata e andiamo ad attaccare Gerusalemme da qui. Ok,
che conquistare Gerusalemme dà dei grossi bonus, per cui più 20% di ordine pubblico in tutte le tue città, e oltre all'aumento, diciamo, di livello di tutte le tue unità, cioè l'esercito che ti rimane è fortissimo. Come siamo presi finanziariamente? Male. Ecco, i siciliani ci hanno riattaccato. Perfetto, quindi adesso abbiamo qualcosa da fare. Your Majesty. Voi due Orders. Onward. andate qui Yes, e my tu vai lord. qui. Perfetto, This che è un is your esercito bello forte. Move out. Qui devo aumentare le mie difese perché non voglio essere troppo scoperto, e costruiamo dei campi. Costruiamo dei campi. Ecco, infatti hanno rotto la loro alleanza col Sacro Romano Impero. Bene. I bizantini sono ancora fermi e non stanno facendo niente, ma a me va benissimo così. Non penso ci sia molto da fare in questo turno, sinceramente. Andiamo a vedere un po'. Okay? Sorry. Porca vacca. I must remain vigilant. Vabbè, ok, non sembrano fortissimi, però gli arcieri a cavallo sono sempre forti in questo gioco. L'unica cosa più forte della cavalleria corpo a corpo sono gli arcieri a cavallo. Su Medieval la cavalleria è davvero OP. Your Ok, will. I will Come vedete qui, on you, infidel. a distruggere Command costoro. me. Io sto solo aspettando anche che il Papa muoia, così mi cavano sta scomunica e possiamo lanciare qualche crociata. Ecco qua. Despite your Ceasefire. antics, we would speak Vabbè, with you this a day. me va anche bene perché very generous, però a questo punto gli chiedo gli chiediamo dei soldi. 1000 non penso ce li diano. Very generous. Allora chiediamogliene di più. Chiediamogliene, non penso ne abbiano così tanti, ma chiediamogliene 2000. Very generous. Cazzo, e allora andiamo pure avanti, chiediamogli 4000. Generous. Accetta. Cioè questi qui mi hanno dato, mi hanno dichiarato guerra e mi hanno dato 4000 fiorini per far pace dopo non aver fatto niente, neanche un attacco. And farewell. 4000 fiorini mi hanno dato, Dio Cristo. Yes? Beh, che dire. Non voglio attaccare il Papa, anche se sarei tentato di conquistare A Roma. good day's march ends. Hey, is it Però- one of our diplomats you seek? Sì, Palermo-Napoli, la invado sì. Ready to trade. Allora, I serve another anche se master. probabilmente mi Must deal with ridichiareranno guerra. Ok. Cosa interessante, o l'Ungheria è diventata vassallo della Polonia o la Polonia è diventata vassallo dell'Ungheria. Non c'è scritto. Ah, la Polonia è diventata vassallo dell'Ungheria. Allora, l'importante è non avere queste città completamente scoperte. Bene. La roba bella è che queste milizie non costano niente da mantenere. Non costano nulla da mantenere finché stanno dentro la città. Voglio costruire questi in modo da potenziare le armature dei miei uomini. Guarda quante stelle ha questo generale, Dio Cristo. Imperatore Alessio. Guarda quanto comando ha. Allora, non ho intenzione di fare la missione del Consiglio dei Nobili perché voglio distruggere i siciliani. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Perché non posso We passare? cannot travel there. This is not possible, my lord. Are you certain, noble one? Forse mi conviene... Yes, my lord. Full sails. Dimmi. Ok, scusatemi, ma ho avuto un'interruzione. Prendetelo come un taglio, comunque non ho mosso niente. Eravamo ancora qui. Yes. Il mio generale deve fare tutto questo giro se vuole. As you Io will, my invece lord. faccio una cosa più Your furba orders? e mando una nave a prenderlo Yes, e lo my porto lord. dall'altra parte. We shall continue tomorrow. Your will. We continue tomorrow, my lord. Così evitiamo di Yes, perdere my lord. turni inutilmente. No, non voglio fare il mercante, ma voglio Danke. costruire qualcosa Your qui attention is a flattering, Milano. my noble Ausländer. Anche questi due qua li costruisco. Voglio i campi, perché aumentano
fanno crescere più velocemente la popolazione e quindi mi fanno guadagnare più tasse. Sto guadagnando molto bene da queste tre città, Milano, Genova e Venezia. 1600 da Genova, 1300 da Milano e 1800 da Venezia ogni turno, quindi è un bene. The Crusade Holy Code Bible may preach peace, but when it is Christendom a itself that is Gerusalemme. threatened, Non penso di potermi unire perché sono scomunicato, però è un peccato. His Holiness the Pope has called a crusade to reclaim the Holy Lands from the infidel. Vediamo se ci si può unire. Storm, eh sì, benissimo. Ne ha ucciso 145 cittadini. Yes. Non penso di potermi unire. Orders? Guarda il Papa che mi vuole rompere i coglioni. Di potermi unire alla crociata, no. Excommunicated Carters cannot join crusades. Yes, Lord. E vediamo di montare su queste navi. Strongest faction sono io. Costruzione. Costruiamo qualcosa qui a Genova. Mercato. Vediamo a Heraklion com'è la situa. Siamo ancora fermi con i bizantini là. Finalmente il mio diplomatico è arrivato. Trade rice. Rice, sì, trade rice. Commercio del riso. Balance. No, non me ne frega niente. Ok. Accettate. Con chi potremo... I siciliani quanto territorio hanno? Adesso li desfo. Li desfo adesso. Sì che poi. Vai di qua. Adesso vediamo di fare degli accordi con i turchi. Dovremmo essere a posto per questo per ora. Le nostre finanze sembrano sane. Passiamo il turno. Ok. Potrei anche conquistare Roma volendo, ma non mi sembra il caso di inimicarmi ancora il Papa. It's okay. We have no quarrel Anche perché ho with un you. esercito abbastanza grosso, quindi non vorrei One of our diplomats, you ora see. attaccare. Dopo sì lo farò ovviamente, ma ora non voglio attaccarlo, perché un esercito grosso così mi potrebbe dare dei problemi. Qui voglio le strade, qui voglio le strade, qui voglio un porto più grande. Un porto più grande uguale più soldi. Sicilia e Francia si sono alleate, quindi betrayed. Enemies, mi hanno dichiarato guerra. Cazzarola. Non avevo previsto questa cosa. Non l'avevo visto. Qua bisogna reclutare uomini, ragazzi, perché vabbè che fa schifo questo esercito qui, però bisogna difendersi. Il Sacro Romano Impero mi ha tradito. Bene. E mi sta anche bloccando il porto. Qui ho un esercito enorme che è fermo e non sta facendo niente. Invece dovrei usarlo, Yes. perché sennò è solo uno spreco di soldi. 1200, 1200. Normal. Ok, mi sono dimenticato di muovere il diplomatico. Ah, beh, speriamo non me lo acquisiscano. Se no avrò perso altri soldi. Ok, non è successo. Si è concluso con un nulla di fatto. Non importa. Noble lord. Vediamo di andare avanti e di trovare i On my turchi. way. But my lord, I Allora. cannot go there. Yes, Lord. Not possible, my lord. Your orders? Vediamo di far sbarcare le nostre truppe. Yes. Yes, my lord. Leading the men ashore. Your will. Perfetto. Yes, my lord. Hanno This solo is where we un'unità. shall meet the enemy. Ci metterà 6 turni. Ci metterebbe 6 turni a capitolare. Quindi facciamo. Attacchiamola pure. Se invece ci fossero stati più uomini, piuttosto che rischiare un attacco, avrei atteso, diciamo, la presa per fame. Fa straridere il Papa. 2 stelle. Sorry. I must remain. Abbiamo Looking to take someone? Yes, my lord. 90% di Give me a possibilità name. di successo. Ready to Perfetto. trade. I must rest. Ready to trade. Perfetto, perfetto, perfetto. Yes, my lord. Looking to take someone's trade, my lord. Non ho più soldi per farmi uomini. E però devo difendermi comunque dal Sacro Romano Impero. Io economicamente sono messo di merda ora.
Quindi è bene conquistare subito Napoli, perché ho tante truppe ma non le sto usando. Quindi vediamo se riusciamo a... Adesso questa flotta non mi serve più perché loro possono continuare a piedi. Mandiamo loro qui e muoviamo il mio esercito, cioè muoverei il mio esercito da qui, ma ovviamente Yes? so che poi mi inculerebbero. No, siciliani. As you will, my lord. We march to battle. The day is ours. Talk is cheap. Li annienterei anche, però ho paura che poi mi attacchino i bizantini perché svuoto la... Cioè io ho attaccato i siciliani, vabbè sì, perché sono alleati con i polacchi e quindi ho perso in quel senso le relazioni diplomatiche. Ho paura che attaccando questo esercito qui devo sguarnire la città e a quel punto i bizantini... Cioè non ho paura che i bizantini mi attacchino perché li batterei, però ho paura che essendo che la città è vuota i bizantini siano stimolati a dichiararmi guerra. E non vorrei entrare in guerra anche con loro, siccome sono già in guerra sia con Sacro Romano Impero che con la Sicilia. Devastazione che mi causano questi è solo di 35, quindi non dovremmo esserci circa. Sadik. Passiamo il turno. Eccoli qua. Lord, the enemy laid siege. What shall we do? Merchants Guild. Retreat the South. Sì dai, costruiamola. Ok, il Sacro Romano Impero è in guerra con l'Egitto. C'è stato un po' di dichiarazioni di guerra. Sono sempre la nazione più forte militarmente. Conquistiamo questa città. This is where we shall meet the enemy. Che cazzo è successo? Perché l'ho conquistato così normalmente? Però ho perso 6 uomini. Ho perso degli uomini. L'ho fatto in automatico. Forse ho cliccato 2 volte per sbaglio. Occupiamola. No, non voglio metterci 10 turni per... Allora, lasciamo lì questi arcieri e continuiamo la conquista del sud Italia. Affondati. Non c'è storia fra la mia flotta e quelle dei nemici. Va bene, allora siamo arrivati ad un buon punto. Speriamo che... Beh, se il Papa mi attacca, rido Dio Cristo. Non ho mai visto Roma conquistare più di questa e Firenze, che magari era neutra. Se mi attacca il Papa adesso sarebbe proprio ridicolo, Dio. Ma... vediamo di espandere Firenze. Ok. Dai, non sono messo proprio malissimo. Non sono messo molto male. Mandiamo il nostro emissario avanti. E poi quello che mi preme... Dov'è la mia spia? Devi spostare la mia spia. Your money is good with us, noble one. My lord, ready to trade. 63 fiorini per turno, Opening bene. trade. Yes, my lord. Passiamo il turno. La Sicilia adesso ci chiederà la pace, ma quasi quasi gliela accetterei. No, ok, non me l'hanno chiesta. Dico di sì. Ok, avvisi interessanti. Ok, ho un piccolo problema a Napoli. Si stanno ribellando. Adesso la scelta è annientiamo questi. No, torniamo a Napoli per difenderla dai rivoltosi. Guarda qua. Adesso possiamo anche tenere le tasse un po' più alte, tanto abbiamo un esercito enorme dentro. Questa cavalleria qui fa schifo. Ah, giusto. Ecco cosa mi ero dimenticato. Orders? Your Majesty. Yes. 571. Ma guarda che schifo, Dio Cristo. Allora, facciamo così. Ora l'episodio lo finisco qui. E nel prossimo facciamo la battaglia. E speriamo... Beh, speriamo, insomma, dovrei vincere, nel senso sono più del doppio di loro. Attacchiamo anche di notte. E quindi dovremo avere la vittoria in pugno. Bene.
secondo episodio fatto, forse mi sono dilungato anche abbastanza. Ci vediamo nel numero 3.